E adesso parliamo di economia del Veneto, come uscire dalla crisi. Sentiamo a tal proposito l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, il servizio. Sì, il nostro obiettivo è quello di far uscire il nostro territorio, prima di altri territori, da questa crisi internazionale. Siamo ormai a buon punto, il lavoro svolto è importante, l'abbiamo accompagnato i nostri imprenditori sul fronte dell'accesso al credito, anche se il problema vero è quello delle banche, abbiamo accompagnato le persone a reddito fisso nei momenti particolari, quello della cassa integrazione, ma anche l'integrazione al reddito, e abbiamo sviluppato una serie di azioni che mirano a rilanciare l'economia, tipo il piano casa, la possibilità per le persone di ampliare la propria casa di abitazione, così come quello delle opere infrastrutturali, che non sono, come dire, che non sono una cosa da poco conto. Pensate, il passante di Mestre, su 104 ditte impegnate, ditte che hanno lavorato lì, ben 94 sono venete e sono tra piccole e medie imprese. Quindi abbiamo messo sul passante, ma tutte le altre grandi opere, il 90% sono imprese piccole e medie e tutte venete che stanno lavorando. Pensate, un piano di investimenti di 11 miliardi di euro, non c'è pari in altre regioni d'Italia. Quindi questo aumenta e favorisce quello che è l'obiettivo nostro, di far vivere meglio, di dare un futuro alle nostre imprese, alle nostre famiglie e ai nostri giovani. Si fa così, noi l'abbiamo fatto, continueremo a farlo perché abbiamo questo sogno da realizzare, far sì che ritorni il grande Veneto che abbiamo conosciuto negli anni 60, 70, 80.